Focus TG, siamo nuovamente in diretta, ben ritrovati in questo lungo aggiornamento sulla situazione emergenza coronavirus. Abbiamo sentito ancora una volta proprio anche dallo stesso governatore del Veneto che ha ripetuto l'importanza di restare a casa e l'appello a restare a casa davvero che continuiamo anche noi a rivolgere a tutti voi telespettatori, perché diventa indispensabile, fondamentale per superare questo momento e limitare al massimo il contagio da Covid-19 e intanto verranno inasprite anche le pene nei confronti di chi si sposta senza un motivo necessario, una vera e propria necessità, e quindi sono previste anche già dalla giornata odierna un giro di vite ulteriore per cercare di far capire, insomma, se non la capiscono con le buone la capiscono con le cattive, è il caso di dire, le persone che si spostano senza un motivo, una necessità. E allora ci ha illustrato un po' la situazione l'avvocato trevigiano Pietro Bon. Dunque, inasprimento delle pene, intanto sembra che vogliano portare dai 100, mi pare fossero, di multa addirittura ai 2000. Sì, questo risolverebbe un po'. Questa è un'idea, da quello che mi lasci dire però in premessa che va rimarcata lo stato un po' confusionale, quantomeno sul piano giuridico, dei nostri governanti, perché questi decreti, questi provvedimenti annunciati, testati attraverso le reazioni di non si sa bene quali interlocutori, se istituzionali o popolari, portano a una confusione che anche a me non consente di rispondere in maniera precisa. Effettivamente ci si è resi conto che l'iniziale sanzione prevista, questo famoso articolo 650, comporta la possibilità di oblare, cioè di dissolvere il procedimento penale attraverso il meccanismo dell'oblazione e in sostanza il pagamento di una somma appunto di poco più di 100 euro e che rendeva sostanzialmente quella sanzione, quella minaccia, una sorta di grida manzoniana. Quindi evidentemente sarebbe stato forse più intelligente, e ci si doveva anche attendere da chi pretende di governare, tra l'altro un professore di diritto, che prevedesse sin dall'inizio una sanzione amministrativa molto più semplice nell'applicazione e forse più efficace anche come deterrente. Quando tutta l'iter tornerà insomma alla norma, che cosa accadrà nei tribunali con tutte queste denunce? In ogni caso sono già tante. Sì, questo è un altro effetto che sicuramente non si voleva, che non è stato adeguatamente pensato, sul quale non si è riflettuto in maniera adeguata. Ogni notizia di reato che arriverà dagli organi di controllo comporterà l'apertura di un fascicolo, un impiegato che lavora un fascicolo, un magistrato della procura che lo esamina e formula un'imputazione, un magistrato del tribunale, un GIP, che redigerà un decreto penale di condanna, le notifiche, gli avvocati, un costo che si può stimare in almeno 10 volte la somma che si riceverà con questa famosa oblazione. Un aggravio alle procure che assolutamente di cui nessuno sentiva la necessità. Fra l'altro parliamo veramente di centinaia, se non di migliaia di denunce ormai in tutto il Veneto. Sì, ho sentito nell'ordine di qualche migliaio di notizie di reato a fronte di un carico di una procura di Treviso, mi pare che sia sull'ordine dei 15-20 mila procedimenti penali all'anno, per cui francamente davvero non lo so, io mi auguro che si fermino a riflettere, e questo se mi è consentito, è dovuto anche al fatto che il Parlamento è stato sostanzialmente esautorato di ogni potere. Si è ritenuto che l'emergenza giustificasse questa voracità normativa per la quale chiunque si alza ed emana un qualche decreto della dubbia efficacia e anche della dubbia costituzionalità, mi sia consentito dirlo.
Quindi abbiamo sentito possibile inasprimento delle pene per chi non rispetta le direttive di stare a casa e spostarsi soltanto per necessità. Adesso la questione che riguarda da vicino tantissime persone che lavorano nelle case di riposo, è una questione che riguarda da vicino, un'emergenza che riguarda da vicino chi si trova ospite delle varie strutture delle case di riposo. E allora a Merlara siamo andati nel Padovano a capire com'è ad oggi la situazione, come si sta evolvendo proprio questa dinamica, questa emergenza coronavirus a Merlara. Altre 2 vittime, entrambe di 92 anni, si sono registrate nelle scorse ore nella casa di riposo di Merlara, facendo così salire a 12 il totale degli ospiti che non ce l'hanno fatta. Accolti da tempo nella struttura, erano originari di Castelbaldo e di Saonara. Con circa metà dei dipendenti in quarantena, diventa ora difficile anche la quotidianità nella struttura per anziani della Bassa Padovana, oltre alla cronica mancanza di mascherine e altri dispositivi di protezione. Una vittima, e la seconda, anche in un istituto per anziani di Monselice. Si tratta di una 92enne. In tutto sarebbero 34 i positivi, di cui 3 ricoverati a Schiavonia e una decina di contagiati tra lavoratori. Infine 32 ospiti positivi, di cui 3 in ospedale a Schiavonia, anche nella casa di riposo di Galzignano Terme, con 3 lavoratori in isolamento a casa. E siamo riusciti a raggiungere anche proprio la sindaca di Merlara, Claudia Corradin. Per quanto riguarda la situazione delle case di riposo, rispetto a ieri, fortunatamente siamo rimasti, diciamo, 12 sono le persone decedute, 57 sono in struttura e 5 sono ancora all'ospedale. Questa è la situazione degli ospiti, ma la situazione più grave permane sempre quella degli operatori. Non troviamo operatori che diano il turno a quelli che ormai dal 7 del mese di marzo continuano a garantire i turni ai nostri ospiti. Perché questo è un dovere, bisogna farlo, gli ospiti ci possono abbandonare. Sono costretti a turni massacranti perché sono molto pochi. E sono in isolamento anche loro all'interno della casa di riposo, sì? No, c'è una rotazione comunque? Operano soltanto gli operatori sani, perché quei 25 che sono contagiati sono a casa. Certo. E quindi solo quelli sono in servizio. Ecco, certo. E gli ospiti sono tutti contagiati, per cui devono avere tutte le precauzioni possibili. Fortunatamente abbiamo recuperato i dispositivi che mettono in sicurezza gli operatori, ma non abbiamo ritrovato operatori perché nessuno vuole venire in strutture così problematiche. Quindi l'emergenza, cioè l'emergenza di dispositivi adesso è un po' rientrata questa? Ecco, sì, momentaneamente l'emergenza dei dispositivi è rientrata, cioè l'emergenza del personale, perché quelli che sono in servizio non ce la fanno più. Immagino. Ecco, già ieri, come ho detto, ho contattato il prefetto per vedere se era possibile recuperare personale qualificato dall'esercito. Sappiamo che l'esercito ha degli infermieri, operatori, e adesso anche oggi mi ha detto che ha buone speranze e probabilmente mi darà una risposta, speriamo positiva. Questo sarebbe importante. Poi c'è però leggevo il grande dramma degli ospiti che non riescono a contattare le famiglie, leggevo addirittura insomma di una persona che poi è mancata, che non riusciva a parlare con i suoi familiari. No, completamente. Ieri una persona prima di lasciarci è riuscita a parlare con il figlio che l'ha salutata e lei le ha fatto un ultimo ciao. Questa è stata una bella cosa, vuol dire che non è morta in solitudine. Ecco, quelli che sono ancora capaci di parlare, sono lucidi, gli operatori riescono a metterli con le videochiamate a contatto con i familiari. Quindi qui c'è un aspetto umano che c'è un aspetto umano che all'interno della struttura viene recuperato rispetto a invece una struttura ospedaliera dove questo sicuramente non c'è. Quindi quasi più c'è quasi un lato umano più forte qui che in ospedale? Sotto certi punti di vista sicuramente sì. All'ospedale ci sono le persone che hanno possibilità di cavarsela, che hanno bisogno di essere intubati o di avere l'ossigeno eccetera.
Qui invece quelli che i medici ritengono che ormai non hanno più tante possibilità, alcuni, altri si spera che sopravvivano, ma altri restano qui proprio per quel motivo lì. Ho capito. Ecco. Ma quindi come hanno fatto a parlare con la famiglia? In videochiamata, perché erano ancora lucidi, hanno fatto la videochiamata e così i familiari da casa li ha salutati e loro hanno salutato i loro familiari. Un po' uno strazio, però non c'è in questo momento. Uno strazio, ma piuttosto di morire in solitudine totale, almeno l'ultimo conforto di un volto amico. Certo. E lei li conosce tutti, ovviamente, questi ospiti? Beh, non tutti, perché non tutti sono di Merlara, se sono di paesi limitrofi sì, ma c'è anche gli altri paesi e quindi i paesi lontani, insomma, perché lei sa come funziona l'IPAB, perché il nostro istituto non è un pensionato privato, è un IPAB, quindi riconosciuto dalla regione, che ha sostegno della regione, ai dipendenti che sono dipendenti, considerati dipendenti pubblici come un dipendente comunale, quindi è una struttura diversa da una struttura privata. Quindi diciamo oggi la novità che lei spera di avere è quella di questa comunicazione dal prefetto, insomma, che dia... Che porti esatto. Okay, Questo, dei rinforzi, tra virgolette. Una buona soluzione per dare sollievo agli operatori. Questa abbiamo sentito la sindaca di Merlara, Claudia Corradin. Mondo della politica regionale, lo abbiamo seguito tra l'altro in diretta assieme, perché l'abbiamo seguita noi dai nostri studi assieme a voi da casa, la conferenza stampa nella sede regionale della protezione civile del governatore Zaia assieme ai due assessori regionali Bottacin e Lanzarin, e politica regionale, si diceva politica locale, politica invece nazionale, con gli interventi di Salvini e della Meloni. Ma quantomeno ci hanno ascoltato. Dopo giorni in cui leggevamo di quello che faceva il governo sui giornali o in diretta su Facebook o in televisione a mezzanotte, abbiamo fatto presente che esiste un Parlamento, esistono i cittadini italiani, esistono le imprese, esistono i lavoratori, quindi quantomeno abbiamo parlato di cose da fare, certo. Quando il Ministro dell'Economia ci dice che per il decreto di marzo soldi non ce ne sono, con tutte le richieste che sono arrivate dalle partite IVA, dagli lavoratori autonomi, dai medici, sentirsi dire che mentre l'Europa spende miliardi, in Italia per marzo soldi non ce ne sono, però ci hanno detto che ci coinvolgeranno sul decreto di aprile, noi vogliamo collaborare, ognuno ha portato le sue idee, abbiamo chiesto chiarimenti che non si firmino MES o fondi salvastati che fregano l'Italia e le generazioni future, diciamo che quantomeno stasera le notizie le abbiamo sentite dai ministri e non in televisione o non su Facebook, che sia l'inizio di un percorso che vede tutti insieme collaborare, perché l'Italia ha bisogno di questo. Ma noi intanto abbiamo chiesto maggiore serietà anche nella comunicazione. I decreti prima si scrivono e poi si comunicano, non si fanno conferenze stampa su decreti che non esistono e quando si scrive un decreto si dà la possibilità alla gente di adeguarsi a quel decreto. Abbiamo chiesto un coinvolgimento serio e vero del Parlamento, una sorta di unità di crisi del Parlamento al quale tutti i partiti possano essere coinvolti in una fase così delicata, perché non sarà sfuggito che tra le altre cose, mi sono permessa di porre il problema, noi stiamo procedendo a limitazioni della libertà personale degli italiani attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre su un tema di questo tipo il coinvolgimento del Parlamento dovrebbe essere fondamentale. Abbiamo dato la nostra piena disponibilità a lavorare sui temi economici, chiaramente non come pro forma, ma in maniera seria. Adesso vogliamo ricordare assieme a voi l'IBAN che è stato attivato dalla Regione del Veneto. Combatti il coronavirus con la solidarietà. Vedete abbiamo l'IBAN, lo leggiamo assieme così riuscite magari a prendere nota. IT 71 V02008 02017 00010 588 9030.
La causale sostegno emergenza coronavirus intestato a Regione del Veneto. Lo lasciamo magari qualche istante in più così tutti quanti riescono a prendere nota e a riportare i dati, i termini dell'Iban. Ricordiamo che questo sostegno, chi sostiene, chi appoggia questa iniziativa promossa dalla Regione Veneto andrà ad aiutare soprattutto i nostri ospedali, soprattutto i nostri medici, perché con quel denaro verranno acquistati materiali indispensabili per appunto i medici, il personale sanitario che ogni giorno si mette in prima linea per salvarci la vita, per salvare tante vite, per stare vicino a chi si trova in forte difficoltà. Si parlava di politica nazionale, politica locale, allora nello specifico è intervenuto anche il sindaco di Vicenza, nonché presidente della provincia di Vicenza, Francesco Rucco, che ha un po' illustrato in un videomessaggio che ci ha inviato i provvedimenti, i passi che sia come città che come provincia sta portando avanti. Buongiorno a tutti i telespettatori. Volevamo un po' aggiornare la situazione di oggi e stiamo proseguendo con la distribuzione alle persone fragili delle mascherine mandate dalla Regione Veneto, quindi stiamo facendo un porta a porta con gli scout, che ringraziamo ancora per il loro supporto, per la loro operatività. Stiamo andando avanti con la pulizia delle strade, dei marciapiedi in particolare, con l'igienizzazione condivisa con URSS numero 8 di Vicenza, quindi con dei prodotti specifici. Solo un po' di pazienza perché naturalmente la città è grande, la stiamo girando tutta, strada per strada, marciapiede per marciapiede, e la buona notizia è che per quanto riguarda la tassa di pubblicità, domani daremo il via a uno spostamento anche della tassa di pubblicità che scade il 31 marzo, la spostiamo al 30 giugno. Quindi chi si deve pagare la prima rata del 31 marzo la può pagare tranquillamente fino al 30 giugno. Quindi da questo punto di vista è un aggiornamento importante e vi saluto tutti. E un aggiornamento importante arriva anche da un altro primo cittadino, dal sindaco di Cittadella Luca Pierobon, e sta spiegando e illustrerà nel video che vi proponiamo proprio tutte le iniziative che sono state prese come amministrazione comunale per sostenere soprattutto i commercianti e i negozianti della città dell'Alta Padovana. Buongiorno a tutti. Il comune di Cittadella, in collaborazione con Confcommercio, Ascom e Confesercenti, quindi per questo ringrazio i due presidenti, il presidente Berdina e il presidente Rossi, ha deciso di fare un intervento importante sugli affitti delle attività commerciali di Cittadella. Come sapete, il Comune di Cittadella ha già approvato una delibera che dà mandato ai dirigenti di reperire risorse per aiutare non solo le famiglie ma anche i commercianti di Cittadella. Abbiamo però deciso, assieme alle due categorie economiche principali del territorio, di fare un'azione anche nei confronti dei proprietari. Con questa lettera, che verrà inviata appunto a tutti i proprietari di immobili commerciali di Cittadella, si chiede di cercare di venire incontro, naturalmente per quanto possibile, ai commercianti del nostro territorio. Il venire incontro può consistere in una riduzione dell'affitto, e questo sarebbe un aiuto importante alle nostre attività economiche, o comunque in una sospensione dell'affitto che può andare avanti per tutto il periodo di difficoltà. È chiaro che il commercio nel nostro territorio è l'anima di Cittadella. La nostra è una città murata, una città storica, una città che ha cultura, e del commercio appunto vive, e quindi è fondamentale che tutti gli attori del commercio, quindi anche chi affitta gli immobili, riescano a dare una mano a questi commercianti per poter, una volta terminata l'emergenza, ripartire con più slancio di prima. Ringrazio le due associazioni di categoria e ringrazio soprattutto i proprietari degli immobili che riusciranno a dare una mano ai nostri commercianti. Grazie. Insomma, abbiamo visto e abbiamo sentito le amministrazioni comunali, anche loro in prima linea, per cercare di venire incontro a chi sta soffrendo in maniera particolare. Stiamo parlando di una sofferenza economica in questo difficile momento di emergenza. E tra l'altro è arrivato poco fa anche una nota in cui si parla proprio della distribuzione
delle mascherine che sono arrivate dalla regione nel Bassanese e sull'altopiano di Asiago. Allora la vediamo assieme. I comuni dell'area bassanese e dell'altopiano informano che la distribuzione comincerà nella giornata di giovedì 26 marzo e ne saranno consegnate 5 per ogni nucleo familiare. Perché questo numero? Questo numero è stato calcolato in relazione all'uso per ogni famiglia. Infatti viene sottolineato che la mascherina deve essere usata solo da chi esce per necessità lavorative o emergenze previste dal decreto. Dunque chi deve uscire per appunto andare al lavoro o magari ha problemi di salute, deve recarsi in ospedale dal medico o quant'altro, solo queste persone, o a fare la spesa. Una persona a fare la spesa, voglio ricordarlo, per nucleo familiare, quindi solo queste persone possono usare la mascherina, quindi non tutti quanti i componenti della famiglia. Le mascherine in distribuzione saranno in un primo momento quelle della Regione del Veneto, in consegna ai comuni nelle prossime ore, tra l'altro anche nel Bassanese dovrebbero essere già arrivate. A supporto della Regione, i sindaci del territorio bassanese e dell'Altopiano si stanno organizzando e coordinando per la produzione di mascherine presso alcune grandi aziende locali che possano garantire la sterilità del processo produttivo e le quantità necessarie per ogni nucleo familiare. Quindi questa è una notizia in più, perché in accordo con la Regione Veneto, proprio in aiuto della Regione Veneto, i vari sindaci stanno cercando di individuare eventuali aziende che siano in grado di autoprodurre quindi queste mascherine, che però ovviamente devono rispettare precisissimi parametri. Il servizio di consegna delle mascherine sarà gestito dalle amministrazioni attraverso i volontari della Protezione Civile o altro personale autorizzato. Nel Bassanese ricordiamo che ci sono anche gli alpini in prima linea. Oltre ad occuparsi dello smistamento, faranno un servizio porta a porta in massima sicurezza e saranno tutti forniti di un cartellino di riconoscimento con il timbro del comune. Il pacco sarà, queste sono precisazioni che dobbiamo assolutamente fare. Il pacco sarà consegnato fuori dall'uscio senza alcun contatto diretto con i cittadini, quindi mi raccomando, quando arriveranno a consegnarle non ci sarà nessuno che chiede di entrare in casa, verranno portate, lasciate sull'uscio e basta, non ci sarà nessun contatto quindi tra chi le consegna e chi le riceve. La cittadinanza sarà informata dei giorni e degli orari di consegna attraverso i rispettivi canali ufficiali dei singoli comuni. Ecco, l'invito arriva come sempre a consultare proprio i canali ufficiali, proprio i siti dei comuni, che sono tra i canali ufficiali e garantiti e sicuri cui appunto i residenti nei vari enti possono affidarsi. Ricordiamo ancora una volta, ce lo ribadiva anche Filippo Fois quando ci ha illustrato i punti cardine all'interno della conferenza del governatore Zaia, ricordando appunto non lasciatevi abbindolare da tutte quelle notizie che vengono buttate proprio sui social, fidatevi esclusivamente, solamente dei canali ufficiali, quindi dal sito della regione, dai siti dei comuni, e poi ecco anche noi stiamo cercando in tutte le maniere davvero di darvi soltanto i numeri di cui siamo certi, perché sappiamo che la fonte è quella ufficiale, quindi non perdetevi sui social a seguire tutto quello che viene detto, perché la maggior parte delle cose scritte e dette attraverso proprio i canali non ufficiali sono più delle volte delle bufale, quelle che in gergo vengono definite fake news. E allora si parla di questa emergenza che riguarda un po', che sta rivoluzionando un po' tutto il mondo, sta rivoluzionando anche ad esempio la raccolta dei rifiuti. Allora andiamo a vedere nel Bellunese ad esempio la situazione com'è. Per le persone che sono infettate Covid o che sono in quarantena, queste persone non dovranno più fare la differenziata, dovranno raccogliere i loro rifiuti in dei sacchetti doppi. Anche la raccolta differenziata dei rifiuti si adegua all'emergenza coronavirus e alle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità adottate dall'autorità di bacino. Nulla cambia per i non positivi, spiega l'amministratore unico di Bellunum, la società pubblica che si occupa dei servizi di igiene ambientale per i comuni di Belluno e Limana e Borgo Valbelluna per la frazione di Trichiana.
Diversa è la modalità per i rifiuti prodotti dai nuclei familiari all'interno dei quali vi sia un soggetto positivo al Covid-19. In questo caso i sacchetti ritirati previo contatto telefonico saranno destinati all'incenerimento. Per tutti, invece, l'indicazione di conferire nel secco, in un involucro separato, mascherine e guanti. Nei comuni serviti da Bellunum il servizio di igienizzazione è partito in anticipo rispetto all'emergenza. Siamo già partiti con le igienizzazioni delle strade e di alcune zone della città. Le pensiline degli autobus sono state già igienizzate, le campane vengono igienizzate costantemente attraverso un sistema di lavaggio automatico delle campane. La pulizia riguarderà presto anche ringhiere e corrimano, che sarà eseguita con sistemi di autolavaggio portatili. Da ultimo una notazione importante che riguarda la proroga della fatturazione del mese di febbraio con scadenza al 31 marzo, che è stata spostata al mese di giugno. Una decisione assunta d'intesa con il comune di Belluno per evitare che i cittadini si muovano per andare a pagare le bollette dei rifiuti. Adesso abbiamo una notizia di cronaca che ci arriva dall'altopiano di Asiago. Proprio nella mattinata a Roana i militari della stazione di Canove del nucleo operativo radiomobile sempre di Canove hanno arrestato per sequestro di persone, detenzione di armi e munizioni da guerra un 46enne che è residente appunto a Canove di Roana. Il giovane, temendo che il padre si fosse recato in caserma per denunciare l'ennesima lite pesante che era scoppiata tra i due, ha chiamato telefonicamente per avere delle rassicurazioni e l'ha minacciato. Ha minacciato di dare fuoco all'abitazione. È emerso che poi l'uomo cosa ha fatto? Ha dichiarato di aver sparso della benzina attorno alla casa. Nel frattempo il giovane si era barricato in casa, sono arrivati i carabinieri, ha acceso un fiammifero, ha detto che avrebbe dato fuoco a tutto quanto. Sono stati senz'altro momenti concitati, però all'interno della casa sono stati trovati tra l'altro un vero e proprio arsenale, ordigni, munizioni risalenti alla prima guerra mondiale e tra l'altro pericolosità sia per le persone presenti ma anche per tutto il vicinato, e quindi sono state prese tutte le dovute precauzioni per cercare di proteggere sia le persone che si trovavano nell'abitazione, compresi i militari, ma soprattutto anche tutto il vicinato, perché se davvero fosse esploso tutto quanto la situazione sarebbe peggiorata, di conseguenza sarebbe stata davvero drammatica. Di conseguenza questo 46enne è stato arrestato, ricordiamo ancora una volta, per sequestro di persona e detenzione di armi e munizioni da guerra. Adesso invece parliamo di solidarietà, torniamo a parlare di solidarietà perché sono davvero tante le espressioni, le manifestazioni di solidarietà che stiamo attestando giorno dopo giorno in tutta la regione del Veneto. Si parla della consegna della spesa a domicilio al personale anziano, a chi ha problemi di spostarsi, di muoversi, alle fasce più deboli e ci pensa un gruppo di atleti di una polisportiva del Veneziano. Allora vediamo assieme cosa stanno facendo, come si stanno comportando. Buongiorno, niente, la chiamo per la spesa. Elena di nuovo al telefono sin dal mattino, raccoglie una delle quasi 50 telefonate quotidiane con cui i mestrini chiedono di farsi portare la spesa a casa. Buone pieno. Tre e mezza, che numero? Ad occuparsi di questo servizio di spesa solidale i volontari della Polisportiva Bissuola, già ribattezzati dalla gente come i Magnifici 6. Il mondo dello sport e quello del sociale uniti con Christian De Toni, Elena Scomparin, Armando Teixeira, nota allenatore portoghese di calcio e mestrino di adozione, Federico Pollini, istruttore di tennis, Tancredi Assi e Matteo Turra, allenatore di calcio. E anche oggi 16 consegne. Ogni giorno distribuiscono di media una quindicina e più di buste della spesa a domicilio. Salve, arrivati. Dove appoggio? Sì.
Le zone coperte dal loro servizio: Carpenedo, Bissuola, Mestrecentro, Gazzera, Marghera, ma anche Favaro e Campalto, spesa che però non viene distribuita alla domenica. Allora, se lei è già pronta a dettarmela, poi questa spesa noi gliela portiamo lunedì, perché le consegne sì, non le facciamo di sabato e di domenica. Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 raccolgono le richieste a questo numero 041 53 47 883. Volontari che trascorrono le loro giornate ad aiutare pensionati e famiglie con bimbi piccoli, filtrando l'esperienza surreale delle giuste imposizioni antivirus. E dovremmo essere riusciti a collegarci via Skype con l'assessora regionale al lavoro formazione Elena Donazzan. Buongiorno, ci sente? Niente, c'è qualche problema tecnico, noi riproviamo a contattare Elena Donazzan, vediamo se nel corso, vediamo adesso la rivedo, però non so se si riesce, chiedo alla regia se si riesce a sentire. Che io la vedo su Skype, però niente, si è chiuso il collegamento per il momento, proveremo a collegarci tra pochissimo. Intanto noi andiamo avanti con la nostra edizione straordinaria di Focus TG e parliamo della calda questione dei tamponi e sentiamo direttamente cosa è emerso dal governatore Zaia e dai massimi ricercatori ed esperti del settore. Noi continuiamo a sostenere le attività dei tamponi con non poche difficoltà, perché mancano materiali, mancano reattivi, e abbiamo messo in piedi una grande squadra, poi il professor Crisanti ve lo dirà, e cercheremo di fare in casa, però siamo convinti che questa sia la via. E qualcuno mi dice: ma qual è l'obiettivo? L'obiettivo è venirne fuori con le ossa rotte il meno possibile. In questo sarà fondamentale il piano Covid-19 di interventi urgenti di sanità pubblica presentato dal governatore insieme agli assessori Bottaccini e Lanzarin, l'Università di Padova, Virologia e Croce Rossa. Obiettivo: cercare ovunque i positivi asintomatici. Che un virus che vive solamente nelle persone viene trasmessa da persona a persona. Noi abbiamo il compito, il dovere di interrompere questa trasmissione. E questa trasmissione la interrompiamo. Se interrompiamo questa trasmissione abbiamo risolto l'epidemia. E questo lo facciamo solamente in due modi. Il primo è stato detto, attraverso l'impegno di tutti i cittadini. Non possiamo sostituirci a questo, ma certamente possiamo tutti sollecitare i cittadini a continuare i comportamenti che hanno avuto. Ma la seconda è quella di trovare le persone che sono in grado di trasmettere la malattia. Perché ci sono persone che non possono stare in casa, le forze dell'ordine, i medici, il personale sanitario, chi fornisce i negozi, i distributori di alimenti. Queste persone lavorano, devono lavorare, ci garantiscono i servizi essenziali. Noi dobbiamo andare a cercare dovunque. Il progetto punta a effettuare 20.000 tamponi al giorno in circa 2 settimane, oltre i 65.000 già effettuati, attraverso la sorveglianza attiva, come ha spiegato il professor Crisanti, per isolare le persone contagiate. Più positivi si troveranno, meno persone si ammaleranno e andranno in terapia intensiva. Però la sorveglianza attiva va fatta anche intorno a quelle persone che stanno a casa e che accusano sintomi. Noi dobbiamo andare lì, dobbiamo fare la diagnosi e dobbiamo a cerchi allargati identificare tra i parenti, il primo cerchio ristretto, tra gli amici, il primo cerchio allargato, e tra il vicinato chi gliel'ha trasmessa questa malattia. Perché se noi assumiamo che le persone obbediscono alla quarantena, è chiaro che chi gliel'ha trasmessa sta nell'ambito di quel cerchio. Le prime categorie saranno gli operatori sanitari e quelle delle strutture residenziali per non autosufficienti. Seguiranno filiere come i cassieri dei supermercati, farmacisti, forze dell'ordine. Cosa ci si aspetta nei prossimi giorni? Ecco, questo pure è importante. Il successo di questa iniziativa lo dovremo misurare con l'aumento del numero dei casi positivi che andiamo a scovare e allo stesso tempo più casi positivi scoviamo, meno persone si ammalano, meno persone vanno nell'ospedale, meno persone vanno in terapia intensiva. Poi arriverà un punto di flessione
in cui i positivi incominceranno a calare in parallelo alle persone ospitalizzate e alle persone in terapia intensiva. Abbiamo visto dunque la situazione difficile in Veneto, però l'obiettivo al momento resta quello di individuare il maggior numero di positivi asintomatici, e quindi l'unica maniera è quella di allargare e aumentare anche il numero di tamponi. Soltanto così, trovando più casi positivi possibile, si potrà arginare al massimo davvero questo contagio da Covid-19. Vediamo se siamo riusciti a rimetterci in contatto Skype con l'assessora regionale alla formazione e lavoro Elena Donazzan. Vediamo, Elena, assessore, ci senti? Ai vostri ascoltatori, telespettatori. Eccola qua. Allora, domani tra l'altro è una giornata molto difficile, però necessaria, indispensabile, perché domani nello specifico chiuderanno le aziende. Ci sono stati questi 3 giorni di tempo, questo lunedì, martedì e mercoledì, per cercare di sistemare tutto quanto. Insomma, le aziende hanno avuto l'opportunità, il modo di sistemare tutto quanto. È una necessità, è stato detto e ribadito in tante occasioni, quella di chiudere il più possibile. Certo è che è anche una forte difficoltà per chi si trova a bloccare l'attività. Guardate, la prima cosa è che l'aver dato l'annuncio di sabato notte non ha aiutato in termini di serenità e rassicurazione, perché già vi stiamo vivendo in un momento di grande fibrillazione. Certo, l'effetto annuncio atteso perché l'orario non ha certamente contribuito, e dalla mattina della domenica io personalmente ho ricevuto centinaia di segnalazioni di preoccupazione, perché Vanessa, solo la settimana prima era stato siglato un accordo che prevedeva certamente la priorità della sicurezza sul lavoro, ma si era anche detto la sicurezza sul lavoro, che è prioritaria per tutti, datori di lavoro, lavoratori, istituzioni. Questo accordo nazionale diceva: se si sta con i dispositivi di protezione individuale, in particolare le mascherine, la distanza di 1 metro, l'azienda, la fabbrica, la produzione può proseguire. Il cambio di rotta, almeno di una settimana, avvenuto a nottetempo, ha dato l'idea di avere davanti qualcuno che non avesse proprio le idee chiarissime. Allora, io non mi voglio ascrivere a quelli che hanno la verità, io obbedisco, l'ho sempre detto: se le istituzioni mi dicono una cosa la si deve fare con grande senso della disciplina. Però certamente prima il senso di dirlo di notte, secondo, cambiare in meno di 7 giorni l'intervento ci dà un po' la dimensione di non avere proprio tutte le idee chiarissime. E se è vero che nell'ambito sanitario certamente il Veneto sta gestendo molto bene, a detta di tutti, a detta di noi, a detta dei cittadini, intendo, non di noi assessori o amministratori regionali, l'ambito dell'emergenza economica è altamente sottovalutato, perché i vari decreti che sono stati uno dietro l'altro a distanza, qualcuno di pochi giorni, emanati, che devono essere convertiti in legge, sono ancora troppo poco per la parte di emergenza economica. Allora io chiedo 3 cose. La prima, ricordiamoci sempre che il Veneto è larga parte della forza del PIL nazionale. Se non si pensa all'economia del Veneto, alle imprese del Veneto, non si può risollevare l'Italia. E il Veneto ha 3 elementi importanti. Il primo, la sua prima industria è il turismo, e il turismo è fermo, è il primo che si è fermato prima di altre regioni italiane. Che cosa dobbiamo fare per aiutare le imprese turistiche? Che cosa dobbiamo fare appena si allenterà questa morsa per dire che qui è non solo bello, la bellezza è un dato, devo dire, scontato per l'Italia, però che il Veneto è sicuro, più sicuro di altri posti del mondo, intendo. Secondo, noi abbiamo imprese che esportano. Quante volte ci siamo detti la nostra capacità, il nostro PIL è rafforzato dalla nostra internazionalizzazione. Ma nel momento in cui le imprese, questa è una crisi di mobilità,
Le crisi del 2009, Vanessa, 2009, 2010, 2013 fu l'anno terribile, erano crisi finanziarie. Questa è una crisi che impedisce la mobilità di persone e merci e noi che esportiamo saremo più in difficoltà di altri. E quindi secondo punto, come aiutiamo le imprese che esportano? Terzo, come ripensiamo la filiera italiana? Perché il Made in Italy è una potenza, è quello che ci ha fatto sempre crescere in termini di valore, ma oggi deve essere difeso e sostenuto. Ecco, io chiedo al governo che queste 3 voci siano la priorità nelle scelte economiche. Abbiamo bisogno di liquidità per le imprese, di aiutarle ad andare all'estero e ultimo, di impedire che oggi la Cina si voglia sostituire o voglia comprarci. Perché la Cina, Wuhan, che è grande tutta la regione dell'Hubei, la metà dell'Italia, ha però una popolazione che non è comparabile alla nostra, un sistema sanitario che non è comparabile con il nostro, un sistema culturale che non è comparabile con il nostro. Loro ci devono preoccupare oggi perché la Cina non ha praticamente avuto nessun rallentamento della produzione. Hanno continuato come sempre perché sono talmente vasti, talmente potenti che per loro è stato quasi un dettaglio la loro epidemia. Per noi invece è un fatto drammaticamente pesante sotto l'aspetto sanitario e sotto l'aspetto economico. Allora la quarta cosa che dico al governo è di vigilare, perché non vorrei che la Cina arrivasse comprandosi le nostre più belle aziende e magari sostituendo le nostre imprese con le loro. Questa secondo lei potrebbe essere una possibilità, non soltanto una cosa buttata lì per aria, ma secondo lei potrebbe essere una concretezza? Potrebbe rischiare di essere una concretezza? Sì, io vedo un rischio molto grave, perché quella che qualcuno con grande enfasi ha favorito e chiamato Via della Seta può diventare un'autostrada in casa nostra, perché anche oggi la mano che ci viene tesa, insomma, non è un ristoro del danno, non può esserlo, non è una forma di gratuità, è un modo per entrare e soprattutto io credo che questo rapporto che qualcuno ha molto voluto con la Cina oggi può diventare per la nostra debolezza finanziaria intendo, e anche di approccio culturale, di unità dell'Europa, perché guardate che questa battaglia non la vince o la perde l'Italia da sola, è il sistema europeo che resta il mercato più maturo. Il mondo guarda a noi perché qui si consumavano larga parte degli scambi commerciali. Quando si parla di mercati maturi e mercati ricchi non è la Cina, resta l'Europa. Allora oggi non ci sia la volontà da parte della Via della Seta ad andare, che non diventi un'autostrada in entrata, perché vuol dire venire in un'Europa molto divisa, molto debole, che ancora sta lì a guardare se il patto di stabilità deve sforare il 3%, sì. Il 3% non è un numero in guerra e noi stiamo subendo una guerra. E quindi io terrò molto alta la guardia su questo. Ecco, a proposito, lei parlava di Europa, l'Europa in tutto questo come sta guardando secondo lei l'Italia? Il rapporto Italia-Europa in questo momento difficilissimo? Ci ha guardato prima con supponenza, no? Come se fossimo gli ultimi della fila, quelli che hanno fatto il pasticcio di aver avuto l'epidemia, no? In casa. Ora ci guarda con maggiore rispetto di sicuro, perché noi stiamo dicendo agli altri come si devono comportare. I protocolli che abbiamo sperimentato, perché eravamo e siamo stati di fronte a qualche cosa che ci era sconosciuto, però hanno dimostrato un sistema sanitario che peraltro abbiamo noi e non hanno altri, molto pubblico, universale, molto efficiente, molto radicato sul territorio. E dall'altra parte stanno un po' guardando che cosa accade. C'è da dire che se prima ci guardavano con supponenza e oggi con una maggiore attenzione, resta il tema, Vanessa, di come la banca centrale debba fare la banca veramente, perché quando dico banca, dico che tutti i mercati e i sistemi, li chiamo unitari, cioè sistema Stato, che poi sia comunista, dittatoriale come la Cina,
con una democrazia alla russa, con una democrazia all'americana, ma tutte quelle nazioni o quei sistemi hanno delle banche centrali che battono moneta. L'unica banca che non batte moneta è la Banca Centrale Europea, che invece ha come sua prerogativa quella di gestire il traffico. Oggi abbiamo bisogno di risorse, tante risorse, abbiamo bisogno di un piano straordinario di investimenti. È solo perché capita anche alla Germania e alla Francia che capiterà anche all'Italia. Questo però non va bene, perché l'Italia è paese fondatore, deve stare seduto al posto che merita e non può avere dei governanti che vanno con la manina attesa. Quindi ecco, prima di concludere proprio le chiedo, domani sarà una giornata molto difficile per le nostre aziende. Ripetevamo all'inizio, indispensabile, perché diventa indispensabile proprio cercare di tutelare al massimo i lavoratori, come si diceva poco fa, anche perché sappiamo benissimo... Però Vanessa, posso dire una cosa su questo? I lavoratori non erano in una condizione di non sicurezza, perché nell'accordo si diceva... Nell'accordo sulla sicurezza dei lavoratori firmato dal sindacato e dalle associazioni di categoria si diceva: se non sono garantite le condizioni di sicurezza si chiude. Quindi tutte le nostre aziende stavano mettendosi in ordine per garantire la sicurezza. Gli Spisal, che erano già usciti in questa settimana a fare su richiesta mia, nostra, autonomamente, tutti i su richiesta di controlli. qualcuno, non avevano trovato nulla di non regolare. La fabbrica forse poteva essere un luogo della sicurezza come quello di casa, però l'importante, visto che le regole sono queste, è che si stia tutti a casa, che si chiuda il più breve tempo possibile, perché c'è ancora qualcuno, guardate, l'ha detto, ieri parlavo con il direttore di pneumologia di Vicenza, che domenica mattina, mentre loro facevano turni massacranti, Vanessa, non vanno a casa, non hanno un giorno di riposo i nostri medici, i nostri infermieri. C'erano dei ragazzotti tutti insieme che stavano pensando di fare la scampagnata fuori porta. Allora, Vanessa, ripetiamolo, non è che posso fermare le fabbriche, bloccare tutto, bloccarci in casa noi responsabili, voi lavorare per fare corretta informazione e poi abbiamo questi deficienti che pensano che la cosa non li riguardi. È sempre quello. Ecco, questo è l'appello. Benissimo, allora io ringrazio davvero l'assessora regionale alla formazione e lavoro Elena Donazzan, tra l'altro come sempre molto puntuale, molto tagliente nelle sue dichiarazioni, così come anche sempre molto, molto precisa. Grazie davvero all'assessora regionale Elena Donazzan. Abbiamo sentito poco fa appunto questo appello che ci ha lanciato anche la Donazzan a rimanere a casa, abbiamo visto la situazione, la necessità di effettuare un numero sempre maggiore e crescente di tamponi da qui ai prossimi giorni per individuare il maggior numero possibile di positivi asintomatici, ovvero, lo ripetiamo ancora una volta, tutte quelle persone che stanno bene, non hanno nessun particolare sintomo, però risultano positivi al Covid-19 e riuscirebbero a contagiare almeno 10 altre persone, pur stanno bene. Quindi bisogna individuare tutti questi, 1 su 10 positivo asintomatico, individuarli con un maggior numero di tamponi. Stare a casa è l'altro ordine assolutamente perentorio che bisogna seguire senza se e senza ma c'è dall'altopiano una proposta che arriva proprio dal sindaco di Gallio, nonché presidente dell'Unione Montana della Spettabile Reggenza dei 7 Comuni, Emanuele Munari. Un muro sanitario, una barriera di protezione fra l'altopiano dei 7 comuni e la pianura per poter gestire al meglio l'emergenza coronavirus. La chiedono i sindaci e i cittadini dell'altopiano, che mirano a trasformare tutta l'area in una zona rossa in cui abbattere il numero dei casi, studiarne la diffusione e anticipare i tempi della crescita zero del virus. Visto anche gli esiti che ci ha dato il modello scientifico di Vo, legato al fatto che in queste ultime 2 settimane l'altopiano ha monitorato tutti gli accessi per quanto riguarda le vie principali, creando di fatto una sorta di normalizzazione e stabilizzazione delle presenze in altopiano stesso, creando come una sorta di barriera naturale a protezione della nostra cittadinanza, visto anche quanto la Regione sta programmando in termini di tamponi da effettuare su tutta la cittadinanza. Da buoni padri di famiglia
In primis abbiamo la salvaguardia e la tutela della salute e del benessere di tutta la nostra cittadinanza dell'altopiano. L'obiettivo è anche quello di chiudere prima possibile la guerra con il virus, in modo da mettere le attività ricettive e turistiche nelle condizioni di poter riaprire quando l'emergenza finirà. Di fatto, attuando questo progetto test, potremmo effettuare i tamponi a tutta la nostra cittadinanza, di fatto separando i positivi dai negativi, e attraverso la sorveglianza attiva con le istituzioni e i parenti dei positivi arrivare veramente ad un monitoraggio deciso e perentorio, che di fatto creerebbe le condizioni per accorciare i tempi di sanificazione del nostro altopiano ed arrivare magari anche alla normale attività socio-economica dei nostri operatori qui sul nostro meraviglioso territorio. Questa dunque è la proposta lanciata da Emanuele Munari, il sindaco di Gagliano, che è presidente dell'Unione Montana, l'aspettabile reggenza dei 7 comuni. Stanno arrivando, lo abbiamo sentito nel corso proprio di questa nostra diretta, le mascherine. Nelle scorse ore sono già arrivate anche a Vicenza e sono in corso proprio le distribuzioni. Eccole le mascherine della Regione Veneto, bianche, senza logo, per tagliare i tempi di consegna. In via Muggia a Vicenza, dove si trova il magazzino della provincia, la protezione civile è mobilitata. Il carico viene fatto a Padova in varie tranche, poi nel magazzino si provvede allo spacchettamento e smistamento. Lo smistamento avviene per ambiti omogenei e distretti, perché Vicenza è suddivisa in 10 distretti e all'interno di distretti singoli comuni. Poi i ragazzi porteranno presso i singoli comuni, quindi con 10 praticamente carichi noi andiamo a distribuirle a tutti i comuni. Spetterà poi ai singoli comuni definire le modalità con cui distribuirli ai cittadini. La linea che sta passando tra tutti i sindaci è prima le famiglie con fragilità, quindi gli anziani sopra i 70-75 anni, le disabilità in quarantena. Questa è la linea che sta un po' passando. Lavorano veloci i volontari della protezione civile, non c'è tempo da perdere, le mascherine tanto attese devono arrivare al più presto alla loro destinazione. Sono impegnati circa 25 persone per la parte logistica di smistamento delle mascherine. Poi c'è tutto il sistema provinciale basato sui comuni dove tantissimi volontari sono impegnati nelle funzioni di supporto al centro operativo comunale e di distribuzione poi da questa sera domani delle mascherine che verranno portate da qui ai comuni. Al momento siamo alla terza tranche, è arrivato circa il 25% di quanto destinato al Vicentino ed anche per Vicenza si è al lavoro da definire le modalità di consegna. Di sicuro non faremo il porta a porta, però stiamo definendo la metodologia di distribuzione, stiamo verificando tutte le ipotesi apposta per evitare qualsiasi tipo di assembramento e qualsiasi tipo di problema. Una cosa è sicura, lo possiamo dire a tutti, le mascherine ce ne sarà almeno una per ogni persona, quindi non c'è nessun problema né nel non trovarle né restare senza, quindi non c'è nessuna necessità di fare corse alla consegna o al ritiro. Abbiamo visto dunque le prime consegne, le prime distribuzioni delle mascherine a Vicenza. Voglio ricordare ancora una volta, visto che sono tanti i messaggi di voi telespettatori che richiedete, eccolo qua, lo state subito vedendo, richiedete l'IBAN per poter sostenere, appoggiare questa raccolta fondi che è stata attivata dalla Regione del Veneto. Combatti il coronavirus con la solidarietà. L'IBAN, lo leggiamo assieme, IT71 V02008 02017 000 105 88 9030. La causale sostegno emergenza coronavirus intestata alla Regione del Veneto. Lo state vedendo, potete prendere nota tutti quanti, lasciamo qualche istante in più perché ognuno riesca a riportare questi dati in maniera precisa, puntuale. Tutti quanti insieme in maniera solidale davvero possiamo dare una mano alla Regione Veneto in questo caso per acquistare materiali, per venire incontro agli ospedali, ai medici, a tutte quelle persone che sono in prima linea per salvare vite umane, per stare vicino e curare chi è ammalato, chi è in difficoltà, soprattutto quindi per acquistare i presidi, strumentazioni, materiale da consegnare poi agli ospedali del Veneto. Noi ci separiamo per qualche minuto.